Porto Marghera, vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai del rogo, salvo per miracolo uno degli operai già sfuggito a un altro incendio sempre a Fusina 20 anni fa. E sulla vicenda ora indagano prefettura e Spisa, all'aperta infatti un'inchiesta con il prefetto che avvalla quanto denunciato dai sindacati, non ha funzionato il piano di sicurezza interna. Paura malcontenta, la frazione più vicina alla 3B Sigma, i cittadini raccontano i momenti vissuti durante l'incendio, moria di pesci nei canali vicini. Protesta maestra alla Veritas contro il nuovo inceneritore di Fusina, 24 ore dall'incendio di Marghera, l'ira di attivisti, siamo pronti a bloccare l'opera. In attesa del decreto del governo, il presidente Zaia è pronto a firmare la nuova ordinanza per le riaperture dal 18 maggio, presentate le linee guida regionali recepite dal governo. E stop all'apertura per asili, Greste e centri estivi, il governo ha bloccato l'iniziativa del Veneto, tutto rimandato a settembre quando si ridiscuterà la riapertura delle scuole. Il sistema aeroportuale del nord-est pronto alla ripartenza, la nota del gruppo Save che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Treviso, pronti al decollo dal 3 giugno. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano anche questa sera l'inferno che ieri si è scatenato a Porto Marghera, dove siamo ritornati nella zona del petrolchimico, dove i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai del rogo delle scorse ore, da cui si è salvato per miracolo uno degli operai già sfuggito, pensate, a un altro incendio 20 anni fa proprio a Fusina. Al petrolchimico, dopo l'esplosione e l'incendio, resta ancora la grande paura, quella che ti fa sentire un miracolato per la seconda volta, come racconta Matteo, nuovamente sfuggito per un soffio al rogo. Ti dico solo che ieri, quando sono arrivato a casa, ho abbracciato la figlia e la moglie, mi sono messo a piangere. Per il resto... Senti un miracolato due volte? Sì, perché 5 minuti prima ero a circa 5 metri da loro. Io ho avuto un incidente ancora nel 2000 al petrolchimico, per fortuna abbastanza lieve, ha preso fuoco un forno, io ero sotto e ci siamo salvati, anche là io e un altro ragazzo, per miracolo. Diciamo che è stato un trauma perché per diversi mesi e anni comunque mi sognavo di notte, avevo l'incubo del fuoco che veniva avanti. Fuori dal cancello d'ingresso della Sigma, per terra, quel che sembra uno straccio in realtà è un altro importante, fondamentale tassello di ciò che gli operai continuano a definire un disastro annunciato. Questa è la tuta dell'operaio indiano che si trova ricoverato a Verona. Le sue condizioni sono ancora stabili, così come quelle del romeno. E destano ancora forte preoccupazione le condizioni di salute dei due feriti gravi, con l'indiano di 33 anni e il romeno di 30, che hanno riportato ustioni in oltre il 50% del corpo, entrambi ricoverati al centro Grandi Ostionati, il primo, come detto, a Verona e il secondo a Padova. Dalle aziende ospedaliere la preoccupazione per le sostanze tossiche che hanno inalato in dosi massicce, dicono, etilene da una parte, visto solvente andato a fuoco, e diossina dall'altra, per la plastica arsa dalle fiamme, visti i grandi contenitori sparsi nell'area adiacente alle torri bruciate, con i vigili del fuoco ancora al lavoro. Abbiamo completato le operazioni di spegnimento circa 2 ore fa, quindi adesso dobbiamo mettere in sicurezza l'intero stabilimento. Mettere in sicurezza l'intero stabilimento significa svuotare tutti i serbatoi. Quindi stiamo facendo un piano di azione per la giornata odierna, ma anche per i giorni a venire, dove alcuni serbatoi li andremo a svuotare noi perché sono quelli più pericolosi, altri li affidiamo per lo svuotamento da parte di operai della ditta. E sulla vicenda indaga lo Spisal, è stata aperta infatti un'inchiesta. Dal tardo pomeriggio delle scorse ore, ascoltati sui fatti dal viceprefetto di Venezia una delegazione degli operai della Sigma, tra loro anche uno dei 2 intossicati, Davide, codino e occhiali da sole, che non vuole parlare a favore di Camera, ma dice di stare meglio. Lunedì prossimo, 18 maggio, altri 4 lavoratori sono già stati convocati dallo Spisal.
E nel frattempo, direttamente da Bergamo, a bordo di una BMW scura, arriva allo stabilimento di Marghera uno dei vertici aziendali della fabbrica, l'avvocato Similara. Purtroppo non erano nostri dipendenti, siamo addolorati, siamo vicini alle famiglie e in ogni caso siamo in contatto con la General Montaggi, che è la ditta, e ci stanno informando, ma non abbiamo ancora notizie. Vi prego, abbiamo il nostro ufficio stampa che vi manderà tutte le indicazioni. Scusi, solo una cosa, però i lavoratori hanno parlato di un disastro annunciato. No, guardi, non è così, ma farò rispondere all'ufficio stampa. E in merito alla denuncia per diffamazione nei confronti dei sindacati, la D risponde così. È successo un qualcosa di diverso, vi faremo sapere le nostre indicazioni, vi prego. Lei ci deve scusare, ma visto che lei è qua, ci può spiegare che cosa è successo? Non lo so neanch'io, non lo so neanch'io. La tensione tra azienda, lavoratori e sindacato non si placa. Questa mattina c'è piovuta una diffida dai loro avvocati, dove noi come sindacato abbiamo fatto delle dichiarazioni diffamatorie sull'avvenuto. Questo, possiamo dire, non è assolutamente vero, perché avete visto che è stato un disastro di un'entità veramente mostruosa. E la paura ieri è stata tanta in tutte le vicinanze, nelle frazioni di Malcontenta, Fusina. Siamo stati a sentire alcune delle storie dei residenti. Siamo partiti in macchina, siamo andati fino qua alla rotonda a vedere cosa c'era. Abbiamo capito subito che erano le fabbriche, perché comunque si vedeva dalle alte fiamme. E andando abbiamo visto anche un ragazzo che si stava togliendo la maglietta, che era mezza colata, e era tutto quanto rosso in corpo. È stata la curiosità inizialmente a portare Marco col padre davanti ai cancelli della Travis Sigma. Volevano capire da dove partisse quella nube nera che minuto dopo minuto diventava sempre più scura e minacciosa. A poche centinaia di metri, nella pasticceria di famiglia all'ingresso di Malcontenta, la madre intanto corre ai ripari. Io ho chiuso tutte le porte, però sia della veranda che delle porte del mio negozio, però nonostante tutto all'interno della mia veranda si sentiva l'odore forte. Cominciava, la mia figlia bruciavano le labbra e il naso pizzicava molto, anche se purtroppo siamo costretti a usare le mascherine. E niente, siamo stati chiusi e dopo anzi abbiamo anche preferito a chiudere tutto e andare a casa prima del previsto. Ma è tutta la comunità di Malcontenta, la più vicina all'impianto, a barricarsi in casa. A metà mattina abbiamo visto la colonna nera di fumo e ci siamo un po' allertati. Abbiamo capito della problematica che c'è stata, ci siamo chiusi in casa, finestre, tutto, secondo quello che ci avevano detto, finché non abbiamo aspettato poi le famose sirene di chiusura dell'allarme, in cui siamo un po' tranquillizzati. Tra i residenti molti pensano che potesse andare anche peggio. Era già da un pezzo che parlavano che la sicurezza non era adeguata, però si andava sempre avanti fino che è successo questo. Adesso si spera che non sia successo niente, però si cerca sempre di sminuire le cose, però le cose non sono così semplici. Questa potrebbe essere una cosa molto grave, poteva andare anche peggio. Già, una questione di sicurezza, come evidenzia quest'uomo, per anni operaio nella zona del petrolchimico. All'epoca le programmazioni delle manutenzioni c'erano e si facevano, adesso i programmi sono cambiati, le situazioni sono cambiate, quindi le programmazioni penso che saltano, vanno fatte le cose più strette o necessarie, ecco, non vengono fatte le cose a regola d'arte soprattutto. E c'è attesa anche per i risultati definitivi delle analisi ARPAV sulla qualità dell'aria. Probabilmente penso che approfondimenti ne faranno. Spero che mettano quanto più in sicurezza per il futuro e che possano scongiurare che possa succedere una cosa del genere. Ma non è solo l'aria a preoccupare, viste le immagini che continuano ad arrivare dalla laguna, con la moria di pesci che si è registrata nel canale più vicino alla Travis Sigma, un ecosistema già delicato messo a dura prova anche dagli schiumogeni utilizzati per le operazioni di spegnimento. Ma c'è chi spera ancora in un cambiamento, anche culturale. Io conto sulla fiducia che ripongo in tutti noi di affrontare con coraggio un cambiamento, perché la qualità della nostra vita deve essere preservata.
E in questo clima di allerta ambientale si è svolta questa mattina all'esterno degli uffici di Veritas a Mestre una protesta contro il nuovo inceneritore di Fusina. L'inceneritore non lo vogliamo, se lo costruite ve lo blocchiamo. Cori da stadio e cartelli dal messaggio inequivocabile, la protesta ambientalista è andata in scena al di fuori dei cancelli della Veritas a 24 ore esatte dal disastro della Trevi Sigma. La zona di Marghera, questo è il senso, non può permettersi un nuovo inceneritore a Fusina, progetto che mercoledì approderà in Commissione Via in Regione. La Commissione Via decide mercoledì prossimo. La Commissione Via doveva invece bloccare assolutamente questo iter perché siamo in una situazione di mancanza di dibattito complessivo. Nei comuni si è discusso pochissimi, ci sono stati pochissimi consigli comunali e anche i cittadini non hanno avuto, causa coronavirus, la possibilità di discutere. Agli ambientalisti arriva l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Il messaggio è quello di una contrarietà a questo impianto perché non ce n'è assolutamente bisogno, in quanto la nostra provincia è autosufficiente per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto e noi siamo per una visione di riciclo, riuso e riutilizzo. La nostra amministrazione dovrebbe dare queste linee di indirizzo politico, non consentire che vengano dati messaggi assolutamente opposti come quelli che un inceneritore fa bene perché produce energia. Tra i comitati c'è chi chiede a Veritas analisi e studi specifici. Abbiamo proposto a Veritas di fare un prelievo del latte materno, esame che è già stato fatto anni fa e che aveva dato degli esiti molto preoccupanti per la presenza di diossine all'interno del latte. Noi siamo i giovani di Fridays for Future e crediamo che progetti come questo non possano essere approvati in questo momento così particolare, soprattutto di fronte alla situazione climatica che stiamo vivendo che mette a rischio il nostro futuro. Siamo qui oggi perché lottiamo, perché vorremmo avere un futuro su questo pianeta, un futuro che dalle istituzioni di questo paese però ci viene negato. We are unstoppable, another world is possible. We are unstoppable, another world is possible. Voltiamo pagina e parliamo di politica, elezioni regionali con il nostro nuovo sondaggio. Elezioni regionali, meglio votare a luglio, questo il sondaggio di Antenna 3 Nord-Est, se sì telefonate allo 0422 1626 691, se no 0422 1626 690. Il servizio è totalmente gratuito, basta uno squillo, non preoccupatevi se è occupato, il voto viene comunque registrato. I risultati del sondaggio saranno resi noti lunedì sera in prima serata nel corso della trasmissione Ring. E veniamo ai dati del secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero per quanto concerne la contabilità del contagio. Sono soltanto 2 i nuovi casi di coronavirus registrati nella nostra regione. Dalle 8 quindi di questa mattina alle 17 del pomeriggio sono 3 però i decessi registrati su tutto il territorio regionale, 2 di questi all'ospedale di Dolo, l'altro al San Bortolo di Vicenza, ospedale di Dolo che nel primo bollettino aveva 3 decessi, quindi se guardiamo complessivamente alle 24 ore i decessi a Dolo sono stati ben 5. Diminuiscono a livello regionale i posti letto occupati in area non critica e anche resta stazionario il numero delle terapie intensive. Intanto il capo dello Stato Mattarella ha firmato il decreto riaperture. Nelle prossime ore verrà firmata l'ordinanza regionale del governatore Zaia, soddisfatto per l'accordo raggiunto nella notte. Eccole le linee guida della Regione Veneto che nella notte, dopo una giornata che il Presidente Zaia ha definito campale, sono state recepite dal Governo nell'intesa raggiunta con i governatori in vista delle riaperture del 18 maggio. L'intesa è stata quella di dire, bene, le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza. Cioè chi dovrà aprire un bar piuttosto che un ristorante si lega alle linee guida delle regioni che poi noi oggi vi daremo e pubblichiamo in via preventiva per tutti. Quante volte vi ho detto che se è 1 metro è 1 metro per tutti? Ve lo ricordate quante volte? Boh, nelle linee guida se è 1 metro per tutti, è passata la nostra linea.
Il nodo stava proprio qui, nella determinazione del distanziamento sociale in bar, ristoranti, ma anche sulle spiagge. Alla fine, anche in questo caso, ha vinto la linea del Veneto con la distanza abbassata al metro. È la dottoressa Francesca Russo, capo dipartimento della prevenzione del Veneto, a spiegare perché sia sufficiente questa misura. Questa distanza interpersonale di 1 metro non è un'invenzione mia, ma è una distanza riconosciuta a livello internazionale, evita la trasmissione attraverso le goccioline. Dunque il Veneto diffonde le proprie linee guida per permettere a chi da lunedì deve riaprire di essere in regola con quanto sarà previsto nell'ordinanza regionale, ma prima di firmarla il presidente Zaia attende il provvedimento definitivo del governo. La nostra ordinanza si aggancia, siccome è estensiva rispetto al governo, cioè apriamo di più rispetto a quello che il governo apre, ma perché il governo in teoria si è impegnato a autorizzare questa facoltà delle regioni, questa è autonomia reale. Alle regioni Palazzo Chigi ha dato la possibilità di adottare propri provvedimenti di apertura in autonomia in base alla curva epidemiologica e così, se molto probabilmente nel decreto la ripartenza delle spiagge sarà prevista dal 3 giugno, il Veneto intende anticipare. Le spiagge le apriamo. Cioè noi le vogliamo aprire subito. Dall'accordo raggiunto nella notte restano al momento esclusi settori che prevedono grandi assembramenti. Discoteche, sale da gioco, parchi divertimento, infanzia e ragazzi, vi ho detto prima, e tutto il tema delle giostre e degli spettacoli viaggianti. Temi che vogliamo affrontare col governo in questa settimana. Da giugno, secondo l'intendimento del governo, è tutto aperto, dal 3 giugno. Almeno mi sembra di capire dal governo. Dopodiché noi comunque stiamo andando avanti con le linee guida su tutti i fronti. I dati dell'epidemia in Veneto da 36 giorni, ovvero dalle prime riaperture, continuano ad essere in calo in tutti gli indicatori. Anche l'indice R0 scende e ad oggi si attesta a 0,42, ma l'emergenza non è finita, sottolinea Zaia, che parla di un atto di fiducia nei confronti dei veneti. Noi passiamo la responsabilità dall'ospedale, cioè dal luogo della cura, all'individuo, al cittadino. Se il cittadino si comporta male, non porta la mascherina, non rispetta le regole, fa il fenomeno, la responsabilità ripassa all'ospedale. Riusciamo a dimostrare che come l'abbiamo gestita bene in questi 85 giorni, la gestiamo bene anche nella fase 2, che è quella più pericolosa della reinfezione. Ed è pronto a ripartire anche il sistema aeroportuale del Nord-Est, pronto quindi alla ripartenza, a ribadirlo la nota del gruppo Save che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Treviso. L'apertura delle frontiere per il 3 giugno, comunicata dal governo, sta rimettendo in moto la programmazione delle compagnie aeree, spiega Save, e sui sistemi di prenotazione si amplia così il numero delle destinazioni che saranno a breve collegate con gli aeroporti di tutta la regione. E sono pronti a partire anche gli hotel del Lido di Venezia, vediamo come. Dal 1 giugno sono pronti ad aprire i primi hotel al Lido di Venezia, capofila della ripartenza il Grande Albergo Ausonia Ungaria in Gran Viale. Sì, dal 1 giugno è nostra intenzione aprire la struttura, anche se i messaggi che riceviamo non sono dei migliori. La nostra è una struttura che vive soprattutto col turismo internazionale. Oggi apprendiamo che alcuni stati cosiddetti amici, come ad esempio la Germania, invitano a non venire in Italia. Questo ci fa molto dispiacere. Aperture in massima sicurezza per clienti e personale. Di un'accoglienza all'insegna dell'igiene, ma non perché prima non lo fosse. Dobbiamo, come dire, affrontare la situazione però con molta serenità, mascherine, guanti, igienizzanti e sanificazione non possono spaventarsi. C'è voglia comunque di lavorare, nonostante le difficoltà. Si lavorerà certamente non a pieno regime. Lavoreremo per mantenere il Lido come luce accesa nell'ambito soprattutto nazionale e forse nella seconda parte dell'estate internazionale. E sulle spiagge? Il segnale migliore sia proprio quello di voler essere aperti, voler dare la migliore accoglienza. Anche le spiagge applicano lo stesso criterio, ossia il Lido senza mare è un po' come Venezia senza la Basilica San Marco.
E da Venezia è tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Benvenuti al Meteo. Pressione atmosferica in aumento. Dopo un sabato con tempo a tratti instabile, la situazione andrà migliorando. Il dettaglio di domenica 17 maggio. Sul Veneto tempo più asciutto e stabile, sarà anche maggiormente soleggiato dappertutto, tuttavia non si escludono i consueti acquazzoni sui settori montuosi che solo localmente potranno raggiungere anche le pianure limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra i 12 e i 17 gradi, massime invece tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, con condizioni di prevalente stabilità e con la presenza del sole, qualche piovasco solamente in montagna. Temperature minime fino a 18 gradi, massime tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo bel tempo con isolate precipitazioni, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime invece fino ai 26-27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.